Ci troviamo nella Sala Tomaseo dell'Ateneo Veneto, che qui prende il nome in onore di un celebre discorso fatto dal letterato dalmata il 30 dicembre 1847. Originariamente questo era l'albergo piccolo della Scuola dei Picai, in realtà una costruzione recente rispetto al resto dell'edificio. Infatti quest'ala venne edificata nel 1664, quando la confraternita di San Fantino dei Picai decise di ampliare l'edificio con una sagrestia nuova a piano terra e l'albergo piccolo al primo piano, che stava, come dire, di supporto all'albergo grande, ovvero alla sala del capitolare. Qui, come dicevo prima, è intitolato alla memoria di Niccolò Tommaseo, perché Tommaseo qui recitò una celebre orazione, in realtà un discorso polemico verso la censura austriaca, che era nell'occhio del ciclone della opposizione legale. Tommaseo, Manin e un altro gruppo di avvocati che faceva perno ed era un po' la classe dirigente, se non dominante in quel momento, della città di Venezia, si era opposta negli ultimi mesi del 47, come già faceva Cattaneo a Milano, creando una forma di opposizione nei confronti del regime asburgico. Per capire l'importanza di quel discorso di Niccolò Tommaseo basti pensare che questa sala, che oggi tiene un'ottantina di posti, non fu sufficiente per contenere tutti i soci e soli i soci che erano intervenuti quella sera. Si spostarono nell'albergo grande e poi, con l'enfasi tipica patriottica di quel momento, andarono tutti a seguire il Macbeth di Verdi alla Fenice, che era di lì programmato di lì a qualche ora. 10 giorni dopo, una dozzina di giorni dopo, Manin e Tommaseo vengono arrestati, perché ormai le autorità asburgiche hanno identificato in loro una sorta di capi dell'opposizione politica veneziana. Come dicevo, questo è l'albergo piccolo. Qui abbiamo un esempio della pittura 6-700esca. Alcune di queste opere sono state portate qui dopo la sua costruzione, altre, come il Giudizio universale dello Zanchi e altre opere, sono nate per questa sala. Oltre ai dipinti di scuola veneziana, ornano questa Sala Tommaseo 3 busti che sono appunto dedicati alla memoria di questi patriotti. Il monumento, il busto di Ugolino Panicchi, lo scultore che vivente Tommaseo gli fece un calco e nel 1868 lo scolpì, perché doveva essere destinato alla città natale di Sebenico. Poi nel 1874, quando Tommaseo muore, viene portato qui e lasciato qui definitivamente in questa sala che appunto porta il suo nome. Di fronte invece vedete il bronzo di Daniele Manin, bronzo di Carlo Lorenzetti del 1936, e infine un terzo busto, quello dell'abate Bernardi, che venne anche questo un patriotto e socio dell'Ateneo, che ebbe una vita poi molto importante a Pinerolo e in Piemonte, e qui è ricordato per gli ultimi anni della sua vita, che venne poi a Venezia. Il Fontebasso è un pittore del Settecento che sta alla scuola di Sebastiano Ricci. Lui stesso lo dice sottoscrivendolo in un disegno che oggi è a Vienna. È un pittore che guarda molto Sebastiano Ricci e quindi anche tutta la cultura internazionale che aveva Sebastiano, però guarda anche molto a Tiepolo. Si può dire che è un pittore che riesce a mescolare lo stile di Sebastiano Ricci con quello di Tiepolo, ma attraverso Tiepolo forse risale anche a Veronese, perché c'è un certo senso di classicità, e se noi guardiamo nel fondo del quadro vediamo un'architettura che ci ricorda le architetture di Palladio, che d'altronde Veronese riprendeva molto sovente. Quindi il Fontebasso è un pittore che ha una grande notorietà e anche molto prolifico, perché sono moltissime le sue opere, era anche frescante e anche incisore, e soprattutto in questo quadro che rappresenta la cena in casa del fariseo e la Maddalena che sta pulendo i piedi, asciugando i piedi con le sue lacrime
come dice la leggenda, ai piedi del Cristo con le sue lacrime. È un quadro che dà veramente l'idea della diciamo, cultura frammista, assimilata tra Sebastiano Ricci e Tiepolo. Se noi guardiamo certe figurette, come per esempio questa figuretta qua con il cane e con il piatto, l'altro il piccolo valletto con il piatto, ci ricorda molto Tiepolo. Però bisogna anche tenere presente che Fontebasso riesce a fare una brillante cromatura, il cromatismo di Fontebasso è brillante con dei colori vivaci, però riprende molto la cultura classica della Venezia del Settecento. Zanchi è un pittore che di famiglia di origine bergamasca, ma lui nasce a Este e di famiglia anche abbastanza ricca, anche se il padre era fornaio, perché denuncia una proprietà terriera. Certamente nel 1661 è qua a Venezia, è già noto, è già celebre, perché il pittore Mazzoni gli scrive un sonetto, che è un sonetto elogiativo, e lui stesso scrive un trattato di pittura. Poco dopo andrà addirittura in Baviera per decorare la residenza della Ricchetta di Baviera, facendo una decorazione ideata dalla stessa Elisabetta, decorazione che poi lui rifarà qui a Venezia dopo il 1695 in Palazzo Barbaro. Il dipinto che ha eseguito per la scuola del Saint-Fantin rappresenta la cacciata dei mercanti dal Tempio, ed è un quadro dove c'è una violenza incredibile, però si vede anche che con la luce blocca le figure. Questo dimostra la formazione del pittore, formazione che è stata accanto a Ruschi. Il Ruschi era romano, quindi ha sentito anche la pittura romana e quindi ha anche visto o quantomeno conosciuto Caravaggio. Lo si vede anche dalle figure che hanno degli atteggiamenti molto violenti, e ci sono dei chiaroscuri incredibili, con una luce chiara che blocca appunto le figure e che definisce le figure. Poi ha dei toni chiari e delicati, e questo dimostra che ha anche una cultura classica, e la cultura classica lo fa risalire per forza veronese attraverso qualche altro pittore, qualche altro forse. Ad ogni modo il quadro è da guardare con i particolari che posso indicare, per esempio con l'uomo che prende il cambiavalute, che prende il denaro che era caduto per terra, il Cristo violentissimo, e dietro il Cristo c'è una figura patetica di una vecchia attonita per quello che sta succedendo. Che è incredibile anche lì a sinistra ci sono le uova che sono cadute per terra e si sono rotte, del venditore di uova, ed è interessante vedere proprio questa resa così scura dei personaggi a sinistra, e poi c'è una tenerezza di colore a destra, con quelle figure che si allontanano sotto l'arco e fuggono sotto l'arco, che denotano appunto la cultura classica del pittore. Cultura che è un pittore veneziano e quindi sente la cultura classica, non può assolutamente prescindere. Tuttavia è evidente che è un pittore che conosceva molto bene ciò che avveniva fuori Venezia, e lo fa suo a modo suo.